Cari amici e amiche di Sicilia Magazine, ci troviamo al Tennis School Montecatira in occasione del torneo internazionale maschile di tennis della Federazione Internazionale di Tennis. Qui è tutto pronto per dare il via ai primi incontri di qualificazione e per accogliere alle falde dell'Etna tennisti da tutto il mondo che si sfideranno per aggiudicarsi l'ambito montepremi da $15.000. Restate con noi! Siamo col direttore del torneo Fabio Scionti. Quest'anno la International Tennis Federation ha voluto assegnarvi ben 2 tornei internazionali, quindi grande fermento nella clubhouse del Tennis School Montecatira. Siamo felicissimi dell'assegnazione di questi 2 tornei perché per 15 giorni avremo i tennisti qua che non faranno altro che allenarsi, giocare e stare qui al circolo con noi. Quindi buon tennis e sicuramente tanto divertimento. Grande attenzione anche al sociale. Sì, questo tantissimo perché noi qui abbiamo anche dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali e abbiamo portato in queste 2 settimane, porteremo i ragazzini in sedia a rotelle a giocare con i tennisti, i ragazzini della FISDIR, della Federazione Italiana per le Disabilità Intellettivo-Relazionali e quelli con la sindrome di Down. Siamo col maestro Giuseppe Zappalà. Questo è un momento importante per i ragazzi affinché possano crescere seguiti nello sport. Sì, sicuramente, come in ogni altro sport d'altronde. Noi approfittiamo di questa opportunità di poter svolgere anche questi tornei così internazionali per fare in modo che i nostri ragazzini della scuola tennis possano avere delle occasioni in più, sia per poter vedere da vicino queste nuove realtà, questi tornei così importanti, ma anche con la speranza che possono anche un giorno, un domani, anche essere loro stessi a calcare questi campi e fare questo tipo di attività. Noi abbiamo già nella nostra struttura dei ragazzini che vengono monitorati dalla federazione, che vengono convocati puntualmente nei raduni federali, hanno rappresentato l'Italia anche a livello giovanile e quindi ci si aspetta che nel prossimo futuro questi ragazzi possano avere modo di potersi confrontare anche con persone di alto livello. Riuscire a organizzare per il secondo anno consecutivo e addirittura raddoppiare un torneo ITF, quindi un torneo internazionale che dà punti ATP, per chi ne capisce tennis significa la stessa classifica di cui Sinner oggi è numero 1, anche se è un torneo ovviamente minore, mette nelle condizioni tanti ragazzi che fanno scuola tennis qui al Montecatira, che fanno tennis in tutta la provincia di Catania, possiamo dire anche in tutta la Sicilia, di poter venire a vedere giocatori di grande livello mondiale, gente che è stata tra i primi 100 al mondo, gente che ancora oggi è tra i primi 100-200 al mondo. E vederli giocare dal vivo è un'esperienza molto importante per chiunque abbia piacere di fare sport, fare tennis, soprattutto per i ragazzi che vedono così non solo l'aspetto formativo ma anche l'aspetto realizzativo di questa azione. Siamo col presidente della Federazione Italiana di Tennis e Padel, Giorgio Giordano. Dopo il calcio, quella del tennis è la seconda federazione italiana. In Sicilia quanti appassionati si contano? Sì, come ha detto lei, è la seconda federazione in Italia dopo il gioco calcio. Abbiamo superato federazioni importanti come la pallavolo, la pallacanestro e devo dire che anche la Sicilia ha contribuito alla crescita di questo movimento. Questa è un'occasione per i tennisti siciliani di fare esperienza a livello internazionale. Come si pone la Sicilia nel panorama italiano e internazionale? In Sicilia abbiamo un bel numero di tornei internazionali, sono circa 10, però secondo me ancora sono sottodimensionati rispetto alle possibilità che avrebbe la Sicilia nell'organizzazione di tornei internazionali.